Martedì letterario stasera una comunicazione di servizi. Il prossimo martedì letterario si svolgerà di mercoledì, perché per esigenze inderogabili della persona che deve parlare della storia della sua famiglia, che è la figlia del conte Tica di Dorgali, che parla della storia straordinaria di questa famiglia, che è stata avvolta sempre da una leggenda, ma la storia vera la conoscono in pochi, anche a Dorgali. Quindi cercheremo di parlare di questa storia interessante che ha aspetti romanzeschi eccetera. Comunque sarà mercoledì 31 e non martedì. Detto questo, parliamo invece di un'altra straordinaria figura, che è Luigi Oggiano, che nonostante la sua proverbiale riservatezza, il fatto di essere schivo all'eccesso, negli anni si è visto finalmente apprezzare la grandezza della figura di pensatore. Lui passava un po' ingiustamente per eccesso di mediazione, per essere uno che mediava eccessivamente. Invece no, lui ha fatto scelte importanti nella sua vita, però le faceva con la grazia e con la gentilezza che erano proprie del suo carattere, da gentiluomo vecchio stampo. Uno dei fondatori del partito Sardo d'Azione. Infatti io non a caso metto il titolo Un sardista d'altri tempi, perché a rileggere le pagine di Oggiano e pensare cosa è stata la parabola in 100 anni di quel glorioso partito, insomma, c'è da porsi più di un interrogativo. Tra l'altro il partito Sardo d'Azione è coetaneo di questo bar, perché anche questo bar è stato fondato nel 1921, quindi abbiamo proprio una coincidenza nella coincidenza. Parlare di Oggiano significa descrivere una figura complessa, un protagonista, lo definirei suo malgrado, uno che parte per la guerra avendo ancora, coltivando inizialmente quegli ideali che forse gli erano stati trasmessi dalla vicinanza, dalla comunanza di interessi con Attilio De Fenu, che era un socialista rivoluzionario e quindi anche lui che parte volontario in guerra, animatore di quel partito dei combattenti che fu il protagonista come dire, morale della prima guerra mondiale, soprattutto dell'evoluzione positiva che ebbe nella seconda parte. Oggiano crede nella missione, tanto che rischia di rimetterci la pelle, resta gravemente ferito e si salva a stento dopo cure lunghissime. Uscito da questa fase travagliata, matura la esigenza di dedicarsi più intensamente all'attività politica, che in quel periodo, ricordiamo, erano gli anni 20 del secolo scorso, era particolarmente fervente, c'erano pulsioni di tipo simile a quelle della Repubblica di Weimar, cioè una corrente socialista forte ma altrettanto confusionaria e disorganizzata, cosa che poi aprirà le porte all'ascesa al potere di Mussolini e del fascismo, con la parabola che tutti conosciamo. Singolarmente, con un'altra coincidenza che anima la vita di Oggiano, lui viene eletto segretario nazionale del PSDAS al terzo congresso proprio il 29 ottobre del 1922, cioè il giorno stesso in cui Mussolini riceve dal re Vittorio Emanuele Sciaboletta l'incarico di formare il nuovo governo, il giorno dopo la marcia su Roma sostanzialmente. Mentre in Italia avvenivano questi sommovimenti epocali, in Sardegna ci si interrogava finalmente sulla identità di un popolo ricco di storia, di cultura, di beni naturali, ma altrettanto disordinato, quasi incapace di riunirsi sotto una bandiera identitaria unica. E lo sforzo che fa questo piccolo nucleo uscito dal partito dei combattenti è proprio quello di dare un'identità precisa, politica e organizzativa a un pensiero che si affermava con prepotenza, che andava oltre
quello di Salvemini perché era permeato di un forte regionalismo, ma giustificato non da una scelta di carattere generale, ma dalla specificità della Sardegna, che allora finalmente, dopo millenni, cominciava a emergere con precisione. In questo contesto Mussolini ravvisa il pericolo della nascita di un partito così fortemente connotato dai precisi caratteri ideologici, dal radicamento sociale e territoriale così intenso, e cerca di, attraverso la corruzione, manda qui una specie di personaggio che si chiamava il generale Asclepio Gandolfo, che sbandierava a destra e a sinistra un assegno da 1 miliardo che Mussolini avrebbe messo a disposizione della Sardegna per la sua rinascita, purché i sardisti passassero col partito nazionale fascista. Le sirene del miliardo purtroppo colpirono in maniera significativa il PSDAZ e una parte consistente dell'allora gruppo dirigente aderì con la fusione nel 1923 al Partito Nazionale Fascista. Poi delle altre cose vi parlerà meglio di me Antonello Piper. Mussolini e Giacobbe, Oggiano e Giacobbe cercano un contatto diretto con Mussolini per realizzare una sorta di patto di non belligeranza, cioè noi facciamo i sardisti in Sardegna, tu fai il fascista in Italia, ma Mussolini cioè nonostante una ostentata disponibilità al dialogo eccetera, in realtà scatena le proprie squadre che vedono nei sardisti i principali esponenti dell'antifascismo locale, soprattutto nell'ambito della Barbagia, e quindi lì la rottura diventa insanabile. Poi il PSDAZ parteciperà alla resistenza, Oggiano farà parte del Comitato di Liberazione Nazionale, poi successivamente verrà eletto nel primo Parlamento dell'Italia repubblicana dal 48 al 53 insieme all'amico e collega Pietro Mastino. Ho cercato di essere sintetico, ho toccato solo superficialmente tutti i temi che affronteremo questa sera, quindi vi presento i relatori che conoscete, però è giusto che vengano presentati anche per chi ci segue da fuori. Allora, qui a destra ho Antonello Piper, che è presidente del centro studi di Luigi Oggiano, che ha avuto un centro studi che ha avuto il grande merito di riportare alla luce tutta la vasta documentazione che riguarda l'avvocato e studioso siniscolese. Quindi lui vi parlerà di come nasce, di cosa si occupa questo centro studi, come nasce, quali sono i risultati ottenuti, fra i quali 2 libri, uno dei quali riporta la tesi di laurea del 1917, credo, di Luigi Oggiano, che ricostruisce la storia delle baronie con spunti interessanti anche per l'attualità, e il secondo libro invece che pubblica con commenti gli atti parlamentari di Luigi Oggiano, dove si scopriranno delle cose interessanti. Ve ne dico una su tutte, perché Luigi Oggiano fu il primo a parlare della ferrovia Nuoro-Olbia nei lontani anni 20, fu il primo a parlarne, si occupò anche di trasporti marittimi e soprattutto il suo pallino era l'agricoltura, perché era l'attività economica principale dei sardi. L'avvocato Priamo Siotto invece parlerà di Luigi Oggiano. Avvocato Priamo Siotto, che è stato presidente dell'Ordine degli Avvocati, parlerà di Luigi Oggiano, che anche lui è stato a lungo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro. Parlerà di questa figura professionale particolare perché Oggiano si distinse nella sua attività di giurista soprattutto per cercare di contemperare, di mettere insieme le esigenze del diritto e le esigenze quotidiane dei cittadini, cioè lui lottava perché il diritto fosse quanto più possibile vicino ai cittadini, vicino alla comprensione dei cittadini, pur tenendo fermi i principi generali che ovviamente non erano in discussione. Mentre invece concluderà la serie degli interventi Annico Pau, che parlerà del pensiero autonomista di Mastino e Oggiano, che marciano in parallelo, oltre che essere
stati stretti collaboratori nella fase di formazione del Partito Sardo d'Azione, parlamentari insieme, erano molto legati e maturarono un pensiero autonomista originale anche all'interno del PSDAS, fino a quando poi ci fu la ennesima scissione del PSDAS che diede vita soprattutto alla nascita del Partito Repubblicano, eccetera. Del sardismo di oggi io non parlerò perché non dovrei dire parole che guasterebbero l'armonia di questa interessante serata. Grazie, passo la parola a Antonello Piccolo. No, intanto io mi alzo perché ho bisogno di parlare così. Intanto grazie Angelo Altea, benvenuti tutti, grazie di questo invito, li ho colto con molto interesse, anche perché il mio compito è quello di divulgare, di promuovere la figura di Oggiano, quindi quante più occasioni ci sono e meglio è per noi, per Oggiano soprattutto, per l'importanza di questo pensiero, di questo intellettuale che secondo me ha dato tantissimo e forse ha ricevuto poco, ecco, perché nell'impegno, ecco, che si è manifestato nel corso della sua vita c'è stato un interesse per la Sardegna, un'attenzione e anche un calore, un fervore ideale che dimostra soprattutto negli atti parlamentari, e poi senza contare anche gli altri impegni che successivamente a questa esperienza di parlamentare l'hanno visto in prima linea, per esempio presidente dell'ospedale San Francesco, presidente dell'Ordine degli Avvocati, ne parlerà Priamo di questo, insomma una figura che sicuramente merita secondo noi di essere valorizzata, di essere promossa e in qualche modo di essere portata avanti anche all'attenzione, soprattutto per le qualità del pensiero, anche nella speranza che in qualche modo questo pensiero possa essere utile per la politica di oggi, ecco. Questo è un po' un obiettivo. Mi è stato chiesto di parlare del centro studi. Ecco, il centro studi Luigi Oggiano nasce su volontà dei parenti di Oggiano che avevano deciso dopo la morte nell'81 qui a Nuoro di destinare, di donare la casa Oggiano a Siniscola all'amministrazione comunale. Una delle condizioni di questa donazione era che questa casa venisse valorizzata proprio da un centro studi. Un centro studi che si occupasse di ricerca, di promozione, di valorizzazione della figura, e così recita la lettera di donazione, affinché in qualche modo questo fosse di esempio per i giovani. In qualche modo, ecco, la figura di Oggiano veniva proposta dai parenti perché diventasse un modello esemplare, ecco, di insegnamento. E quindi dopo alcuni anni, ecco, da questa donazione noi sono stati fatti alcuni convegni, tra l'altro uno nel 91 molto importante proprio a Siniscola, e poi successivamente altri convegni. Forse uno dei successivi, ecco, più importanti ha dato luogo a questa pubblicazione curata, che avevo sollecitato io nell'amministrazione comunale, siamo già negli anni 2000, curata da Luigi Manias. Non so se qualcuno di voi la conosce, ma è un testo abbastanza interessante, con degli articoli, dei brevi saggi introduttivi e anche soprattutto con una bibliografia. Ecco, parlando degli scritti di Oggiano, sicuramente la bibliografia che viene qui raccolta è una delle più complete in assoluto. Sono stati raccolti gli scritti con molto scrupolo da Luigi Manias, e poi sicuramente questa bibliografia si è arricchita nel corso degli anni a partire da questa pubblicazione, e non è da escludere che poi venga integrata successivamente. Ecco, quando mi chiedono, ecco, se conoscono Oggiano, se si conosce Oggiano, se hai conosciuto Oggiano, ecco, io rispondo: ormai abbiamo una bibliografia molto nutrita, molto importante. Ci sono delle monografie, basta frequentare la nostra biblioteca anche qui a Nuoro, che è fornitissima da questo punto di vista, e ci sono dei libri di storia del Sarda del Novecento. In molti di questi si parla di Oggiano, ecco, ci sono dei riferimenti molto chiari, quindi non è un personaggio sconosciuto, anzi.
Che cosa abbiamo fatto come centro studi? Intanto abbiamo cercato di capire quali erano gli iscritti. Ecco, non siamo degli sprovveduti, anche perché abbiamo pensato che in qualche modo il personaggio potesse essere valorizzato nella sua obiettività storica. Quindi questo è stato l'approccio, anche con riferimento e con l'aiuto e con il supporto di quanti si erano occupati di Oggiano. Io ho qui per esempio un contatto con Salvatore Cubetu della Fondazione Sardinia di Cagliari, che segue con attenzione le nostre iniziative, con altri studiosi, ora in questi giorni a Cagliari con il professor, c'era anche Priamo, con Giangiacomo professor Ortu, che tra l'altro ha fatto una relazione molto interessante, molto calibrata dal punto di vista storico sul rapporto tra Oggiano e Lussu. Anche questo è un aspetto, quindi non solo Oggiano e Mastino, come in questo bellissimo libro di Eletrio Corda, che è sicuramente una delle prime pubblicazioni monografiche più complete, ma anche il rapporto con Lussu. C'è anche il rapporto con Dino Giacobbe, il rapporto con Fancello, con grandi personaggi che in qualche modo, con i quali lui è entrato in relazione e che hanno accompagnato a grandi linee questo suo percorso. Ecco. Certo, l'ho fatto con molta discrezione, come diceva giustamente Angelo. C'è questo modo da parte di Oggiano di darsi anche nella vita politica e anche di ritirarsi allo stesso tempo nel momento opportuno. Questa secondo noi è una grandissima qualità. Ci sono delle attestazioni, ci sono dei documenti, ecco, da questo punto di vista, dove questo carattere, questo modo di porsi viene più volte messo in evidenza. Ecco. Uno dei primi documenti che secondo noi andava pubblicato era la tesi di laurea. La tesi di laurea è del 17, Oggiano intanto frequenta le prime scuole elementari a Siniscola, poi 2 o 3 anni a Bitti, poi successivamente ginnasio qui a Nuoro, e poi al liceo Azzuni per 2 anni, quindi il diploma all'Azzuni. Anche qui è straordinaria questa sua presenza all'Azzuni, forse poco esplorata e meriterebbe di essere anche ulteriormente approfondita. Sono gli stessi anni in cui l'Azzuni viene frequentato da De Feno, da Togliatti, da Camillo Bellieni, che conosce proprio in questa circostanza. Ci sono dei rapporti anche abbastanza documentati. Poi successivamente bisogno di laurearsi con moltissime difficoltà, anche perché viene da una famiglia contadina con numerosi figli, quindi la laurea, la frequenza degli studi prima a Torino, anche questo è molto interessante, e poi con l'aiuto di un parente a Modena, poi da Modena di nuovo a Sassari. Per le difficoltà risultano, soprattutto nelle lettere, difficoltà di carattere familiare, ritorno a Sassari. A Sassari si laurea. La tesi però viene pubblicata all'insaputa di Oggiano, perché lui è in guerra, e è pubblicata in questa grandiosa rivista che è Studi Sardi. Noi abbiamo pensato che questo lavoro potesse essere ristampato con un'edizione critica, circolava nel nostro territorio perché l'attenzione sulla Baronia di Posada, l'aspetto storico, il territorio, insomma c'è questo sguardo molto attento al passato che caratterizza, quindi anche gli studi storici, l'approccio storico ha questa dimensione di studioso e di persona attenta al proprio territorio, è un aspetto che lo caratterizza, e quindi l'abbiamo ristampato. C'è un'introduzione di professor Castellaccio che ci ha dato una mano per quanto riguarda la confronto, soprattutto che ha messo in luce anche l'importanza di questo lavoro di Oggiano. È stato sicuramente uno dei primi scritti, così viene riportato, nel quale si dà attenzione alla storia locale. Oggi la storia locale si è arricchita tantissimo di volumi, di studi. Qui c'è Salvatore Moreto che se ne occupa, insomma, e altri, insomma, che io conosco, anche perché si porta avanti anche una rassegna insieme a Giovanni Pigozzi di studi storici. E oggi bisogna dire che anche per i territori abbiamo una bibliografia grandiosa. Quindi l'importanza del locale, tra le altre cose qui Oggiano ricostruisce, ecco, a grandi linee, ma soprattutto con un approccio giuridico,
attento soprattutto a questa dimensione giuridica, qual è l'evoluzione del feudo di Posada partendo dalle origini. Ovviamente ci sono molti aspetti superati che oggi sono stati, ripeto, c'è una bibliografia che è molto più approfondita, insomma oggi abbiamo degli studi sulla barriera di Posada e questo rientra in quell'ambito e in ogni caso il lettore dovrà in qualche modo leggerlo con molta attenzione, tenendo conto del fatto che ci sono altre pubblicazioni con altri approfondimenti. L'altro testo di cui ci siamo occupati, e lo diceva anche Angelo, è questo, sono i discorsi parlamentari di Oggiano. Siamo giunti al 2021, si pensava di dare importanza a questa data perché era il centenario del Partito Sardo. Oggiano è stato direttore del Partito Sardo per alcuni mesi, in un periodo difficilissimo tra il 29 di ottobre del 1922 e il marzo del 1923. Sono pochi mesi, ma cruciali perché c'è l'avvento del fascismo, l'arrivo del generale Asclepia Gandolfo e quindi il bisogno, una direzione che dà Mussolini è quella di in qualche modo di cooptare il Partito Sardo e in qualche modo di amalgamarlo nelle proprie fila. Quindi Oggiano c'è una lettera di Mussolini per esempio molto interessante proprio di questi anni e insieme a una delegazione sardista fanno un viaggio a Roma, insomma qui ci sono degli studi soprattutto di Salvatore Secchi e di altri e di Luigi Nieto che hanno approfondito questa tematica. Ci sono forti implicazioni di carattere storico e anche molte responsabilità. Però è un momento difficilissimo che riesce in qualche modo a risolvere con quel senso anche di pacatezza e anche di tolleranza. Probabilmente questa attitudine così tollerante e così dialogante gli viene sia dall'esperienza della guerra, quindi c'è un rifiuto assoluto della violenza vissuta in prima persona con una decina di operazioni al braccio sinistro, perché tante erano le ferite che aveva riportato, e in più c'è un'attitudine dialogante che ritorna anche come fondo ideale negli atti parlamentari, che è questo senso di fratellanza che qualcuno me lo faceva notare giustamente e che viene in qualche modo da questo contesto familiare. Il padre era uno cariatore, si dice a Siniscolo, uno pranoterapeuta, è abituato alle relazioni anche in un rapporto amicale di fratellanza con i propri concittadini. Ecco, secondo noi Oggiano nella sua formazione tiene conto anche di questo importantissimo aspetto, per cui anche questi mesi difficilissimi, che poi giustamente Pieri tu hai ricordato molto bene la famosa notte tra virgolette insurrezionale della Casa Mastino del 29 ottobre, quando i sardisti si riuniscono dopo l'elezione di Oggiano e decidono che cosa fare. E poi alla fine sarà il re a decidere per loro, perché non viene dato l'incarico a Mussolini di formare un nuovo governo e quindi tutti ritornano a casa. Di fatto i sardisti non prenderanno nessuna posizione. Insomma, gli atti parlamentari abbiamo pensato di pubblicarli perché erano dei testi sparsi, volumetti tematici sull'agricoltura. Ecco, chi ha avuto modo di leggerli avrà notato come sono strutturati. I temi sono quelli dell'agricoltura, delle ferrovie, della giustizia, della fiscalità. Questi sono i grandi temi di cui si è occupato in questi 5 anni di esperienza parlamentare. Questi volumetti sparsi che il Senato aveva già pubblicato, secondo noi andavano invece riuniti in un volume, perché erano l'attestazione di un documento unitario che presentava caratteri di unitarietà, di omogeneità, e questa è stata un po' un'idea che ha fatto sì che in qualche modo questo volume potesse essere anche apprezzato. Il lettore può trovare qui dentro gli atti parlamentari non in volumetti sparsi come li aveva pubblicati il Senato, ma in un volume unico, e quindi può agevolmente verificare qual è la qualità di questi interventi.
Perché sono importanti? Ecco, anche a Cagliari, in un intervento di professor Mistretta, provocatoriamente e brillantemente, si diceva, ecco, ma alcuni interventi, per esempio sull'agricoltura, potrebbero essere considerati oggi datati. Datati nel senso di superati. Noi non sappiamo fino a che punto questi problemi che ha affrontato Giano in quegli anni possano considerarsi superati. Se andiamo a vedere, è certo vero che la Sardegna di allora, di 50 anni fa, di 70 anni fa, non è la Sardegna di oggi. Sono stati molti progressi, molti cambiamenti, però è anche vero che molti problemi sono rimasti messi in campo da Giano e non sono stati affrontati, e di fatto molte questioni non sono state risolte, come per esempio quella che citava Angelo sulle linee ferroviarie, no? Sui trasporti. Ora io ho visto, andando a Cagliari, ci vogliono 3 ore. Ecco, questo che tra l'altro sta mancando e che un po' caratterizza Oggiano in questo fervore ideale di questi anni, sta mancando quel senso di indignazione di fronte ai problemi che invece qui è presente. Ecco, questo è un po' quello che sta succedendo. E poi tra l'altro c'è anche un altro aspetto. Cosa sappiamo noi? Io sono convinto che quelle proposte di Oggiano, ma anche di Mastino contemporaneamente, o di Lusso, perché erano negli stessi banchi allora del Senato, in qualche modo hanno avuto un successo, e molte opere sono state realizzate anche grazie a quegli interventi. Ecco, quando parla, per esempio, lo dirai meglio di me sicuramente, della giustizia, dell'assenza di infrastrutture, oggi abbiamo qualche infrastruttura, c'è. Lui quando pone in evidenza, ecco, l'assenza perché è innegabile che qualche progresso c'è stato, per esempio quando pone il problema dell'agricoltura, della riforma fondiaria, anche lì è un'esigenza che pone già nel 48, poi di lì a poco la riforma agraria verrà realizzata, quindi. Oppure quando parla per esempio di aziende sperimentali, di scuole agrarie, ecco, dà moltissima importanza alla formazione, ecco, e quest'uomo è consapevole che il cittadino sardo può crescere nel momento in cui studia e si forma. Questo lo fa anche con molta consapevolezza, perché lo studio, lo sappiamo, era frequentatissimo di clienti, e questi clienti gli portavano le notizie sull'andamento delle questioni sociali nei territori. Quindi anche quelle Siniscola Nuoro Siniscola, che era la dimensione ristretta entro la quale l'aveva collocato Lussu, era in qualche modo vincente, e anche oggi sicuramente lo è, perché lui era convinto che proprio quel locale gli permetteva di conoscere a fondo i problemi. Questo riguarda il metodo di Oggiano, che usa proprio come politico e parlamentare, cioè il locale è in qualche modo da studiare, da affrontare, da analizzare, e proprio partendo dal locale si può arrivare a una considerazione di carattere generale. Quindi il problema viene in qualche modo, quando lo affronta, ecco, questo proprio negli interventi, e il problema sociale viene quasi sminuzzato con uno scrupolo incredibile, anche osservato, questa è un po' l'anima di questi atti parlamentari, osservato da più punti di vista. E il punto di vista poteva essere morale, poteva essere tecnico, poteva essere giuridico, poteva essere politico. Quello più importante, secondo lui, che al fondo, ecco, della politica, e qui il grande insegnamento secondo noi di Oggiano, è che la politica deve avere una forte base morale. E lo dice con quell'intercalare tipico: guai se venisse a mancare la base morale. Questo è un riferimento importantissimo. Quindi il metodo è molto scrupoloso, molto attento, e questo gli viene sicuramente da conoscenza diretta dei problemi, ma anche leggeva riviste. Ecco, se andiamo a vedere anche nell'Ascito, proprio il corpus di scritti, ci sono anche riviste tecniche, no? Quindi quest'uomo leggeva sicuramente il quotidiano, ma era anche attento a quelle riviste settoriali, settimanali, mensili o bimestrali e così via, che in qualche modo potevano servirgli sempre sia come supporto all'argomentazione nel Senato, negli interventi, ma anche per conoscere ulteriormente, per dimostrare ulteriormente i fatti che di volta in volta andava spiegando. Questi sono alcuni aspetti che caratterizzano il metodo Oggiano. Quindi questi atti parlamentari non sono da leggere come un elenco, ecco, una sommatoria di problemi, oppure dire, l'ho affermato anche a Cagliari
dialogo anche molto cortese che c'è stato con il professor Mistretta, ecco, non si possono osservare dicendo ecco questo problema è datato, quest'altro no. Non è questo secondo me l'approccio. L'approccio è cercare giusto è quello di cercare un metodo e cercare un po' l'anima di questi interventi dove effettivamente può essere valido anche per il presente. Tra le altre cose c'è quell'antiretorica che lo caratterizza, lui che è un grande avvocato, grandissimo oratore, in questi interventi anche apparentemente prolissi c'è il rifiuto della retorica, perché lui è di estrazione contadina, si accorge che la retorica può essere circostanza, ma non può essere soluzione di problemi. I problemi vanno risolti strigliandolo l'interlocutore, non con una dialettica molto amichevole tra l'altro, e questo è il suo modo di fare, ma riportando la dimensione dei problemi, perché i problemi possono essere affrontati con efficacia e anche con tempestività, perché in fondo, ecco, io un po' cerco di chiudere, do spazio anche agli altri, quello che ha in testa è soprattutto lo sviluppo delle popolazioni della Sardegna. La Sardegna è in primo piano in questi interventi di Oggiano, è la Sardegna del tempo, è la Sardegna secondo lui non sicuramente quella dei rotariani che arrivano nella costa e poi fanno l'escursione nelle zone interne, ecco, non è la Sardegna, come dice lui, dei luoghi comuni, di questo immaginario che poi successivamente ma è la Sardegna dei poveri. C'è un forte, ecco qui forse Salvemini, qui bisogna anche indagare sulle fonti insomma di questa attenzione al popolo sardo in quanto popolo che in qualche modo deve riscattarsi, va riscattato perché altrimenti sembra quasi minaccioso in certi punti, tutto questo può scaturire in tensioni particolari e i sardi hanno in qualche modo bisogno di fortissima attenzione proprio perché hanno dato nella guerra, nelle due guerre, e quindi, come del resto anche il popolo meridionale, questi ragionamenti che porta avanti lui, in qualche modo devono essere compensati con opere che in qualche modo risollevino la Sardegna da sottosviluppo del tempo. Io chiudo qui e mi fermo. L'avvocato Priamo Siotto. Sì, buonasera a tutti. Intanto spero di riuscire con la voce ad andare avanti. Intanto un ringraziamento e anche un complimento agli organizzatori della sera letteraria, del martedì letterario, quindi all'amico di sempre Angelo Altea, ad Nico Pau, che veramente con questa iniziativa rivitalizzano uno dei bar storici, e non solo il bar ma tutto quello che circola attorno. E poi un ringraziamento anche all'amico Antonello per come sta salvaguardando la memoria storica del senatore Oggiano, perché quello che ha fatto Oggiano, così come quello che ha fatto Mastino e altri avvocati di quel periodo, non vada perso ma venga conservato. In questo senso l'attività di Antonello è un'attività estremamente dinamica e utile per tutti noi. Io devo spendere due parole per quanto riguarda la figura del senatore Oggiano come avvocato. Angelo l'ha già detto in apertura che in quel periodo gli avvocati erano delle figure eclettiche, nel senso che avevano molti interessi ed esercitavano molte funzioni. Allora, parliamo Oggiano era nato nel 1892, quindi ha esercitato la professione forense nella quella che viene definita il periodo della Belle Époque, quindi nel 1920 grosso modo, 15-20 ha esercitato la professione di avvocato, con a fianco illustrissimi avvocati dell'epoca. Ho già citato Mastino, ma potrei citare Mannironi, potrei citarne Zico Murgia, che fra l'altro ha contribuito come costituente a scrivere una parte dell'articolo 24 della Costituzione in materia di accesso alla giurisdizione.
Filippo Satta, lo stesso Salvatore Satta, che era 5 anni più giovane di Oggiano, anche lui ha vissuto più o meno in quel periodo. Perché dico che questi avvocati esercitavano tante funzioni? Perché non badavano in maniera egoistica a svolgere, come un po' avviene oggi, diciamocelo, la loro professione di legali. Si occupavano anche della cosa pubblica, erano parlamentari, erano amministratori locali. C'è stato un periodo in cui il Consiglio Comunale di Nuoro, negli anni 50, era quasi un piccolo Parlamento, nel senso che negli anni 60, quando era sindaco il Mastino, c'erano consiglieri. Avevano il sabato per consentire ai parlamentari di rientrare. Certo, sì, no, era l'attaccamento proprio alla istituzione locale. E poi erano anche amministratori di enti, per esempio l'avvocato Oggiano era l'amministratore dell'ospedale San Francesco, e so nel libro, non so se ne dà atto, che dopo aver amministrato l'ospedale passava poi la sera nei vari reparti per sapere le condizioni di salute dei singoli malati, cioè cose che oggi ci lasciano un po' stupiti in qualche maniera. Meglio che non passino. Io prendo lo spunto per parlare del senatore Oggiano come uomo di legge, come giurista, dall'intervento che lui fece il 12 ottobre del 1948 in Parlamento, al Senato della Repubblica. Ecco, l'altra sera a Cagliari, venerdì, si diceva, lo richiamava Antonello, che il pensiero di Oggiano in alcune materie in qualche maniera è datato, intendendo col termine datato, superato, non attuale. Io parlo per quello che so, per quello che mi compete. Il discorso di Oggiano in materia di giustizia fatto al Senato il 12 ottobre del 48 è di una estrema attualità, perché intuiva, e spero di poterlo dimostrare col proseguo del mio ragionamento, intuiva quelli che erano i problemi della giustizia di allora, che oggi, a distanza di tanto tempo, si ripropongono in maniera diversa, ovviamente, essendo passato decine e decine di anni. Per esempio, uno dei punti fermi di Oggiano era la critica alle leggi, visto che lui era un legislatore, perché troppo macchinose, perché leggi non scritte bene, non leggi semplici, è quello che diceva Angelo, sempre avendo nel suo interiore, nel suo intimo, il problema del cittadino che doveva essere vicino alle istituzioni e che quindi quando apriva un codice, anche senza l'ausilio di un legale, doveva essere in grado di capire qual era l'impostazione del legislatore in quella determinata materia. Leggo testualmente, se lo trovo, cosa disse Oggiano in quella occasione. Anche nella citazione degli articoli si cita un articolo e poi si rimanda a un altro, genericamente, e il cittadino per il quale la legge è stata fatta si trova molto a disagio nell'interpretazione, e nel disagio e nella difficoltà si trovano gli stessi che passano la loro vita ad applicarlo. Quindi che cosa diceva? Che non solo il cittadino aveva difficoltà a capire lo spirito della legge, ma addirittura gli stessi operatori del diritto, quindi i magistrati che dovevano interpretarla per decidere in una causa civile chi aveva ragione e torto, o in una causa penale se l'imputato era innocente o colpevole, e lo stesso avvocato che doveva interpretare la legge per applicarla alla fattispecie che il suo cliente gli poneva sul tavolo, avevano difficoltà, e ancora oggi questa difficoltà c'è, che se ne dica abbiamo delle leggi che rimandano ad altre leggi, le quali rimandano a loro volta ad altre leggi.
chiama Sebastian, non è così. E c'è qui là il collega Sebastian Cocco. Che sono siti molto dai funzionari della Camera. Sì, che effettivamente. Ecco, cos'era questo discorso alla macchinosità della legge, se non un'invocazione di 10 anni prima all'esigenza dei testi unici, che adesso stanno prendendo piede, a fatica ma stanno prendendo piede. Abbiamo un testo unico in materia di espropri, di recente è stato riformato anche il codice degli appalti, insomma si sta andando verso quello che Oggiano già predicava di allora: semplificare la legislazione, renderla accessibile a tutti, con la creazione di testi unificati, di cui ogni materia fosse regolata in un testo unico che riprendeva tutte le materie di quella singola, che riprendeva tutti gli argomenti di quella singola materia, in modo che da poter evitare di navigare nelle leggi intricate dello Stato. Altro tema che richiama Oggiano in quel storico discorso al Senato in materia di giustizia: la mancata applicazione delle norme costituzionali. Sì. Ne possiamo parlare per una decina di ore su questo argomento. Ancora oggi non possiamo dire che il testo costituzionale sia stato applicato, tutte le norme abbiano trovato attuazione. Pensiamo solo al diritto al lavoro. Lui si riferiva in particolare alle norme che riguardavano il fermo di polizia. Allora, il discorso di Oggiano del 48 viene fatto quando ancora non c'era l'organo di controllo sulla legittimità delle leggi, cioè la Corte Costituzionale. Viene fatto nel 48 lamentando che, però c'era già la Costituzione, che l'articolo 13 della Costituzione sul fermo di polizia, per cui la polizia può fermare un soggetto quando viene colto in flagrante, sta per commettere o ha commesso un reato, e può trattenerlo in questura, in caserma, per 48 ore, dandone entro 48 ore con comunicazione al magistrato, il quale nelle successive 48 ore deve convalidare l'arresto. Ecco, Oggiano lamentava che in alcune situazioni, soprattutto si riferiva alla sua regione, in alcune situazioni sperdute, paesi diciamo dislocati, questa norma non veniva assolutamente rispettata, per cui il fermo poteva durare anche una settimana, anche 10 giorni, senza che l'autorità giudiziaria ne venisse informata. E anche questo è un problema attuale, così come attuale è Oggiano aveva una visione del processo che non era solamente di applicazione della norma o della giurisprudenza. Oggiano inquadrava il processo come fatto sociale, cioè lo calava nella realtà locale. Era profondamente convinto che il delinquere nascesse dall'ambiente circostante, nascesse dall'emarginazione, nascesse dalla povertà, nascesse da varie situazioni, da quelle situazioni di malessere che tanto bene ha descritto Peppino Fiori in quel meraviglioso libro intitolato La società del malessere, che poi sono le conclusioni grosso modo a cui perveniva la commissione medici sul banditismo, presieduta appunto dal senatore Medici, e a cui partecipò anche l'onorevole Piastro. Ora, su questa analisi forse qualche cosa si può dire in senso critico. Io non credo che, certo l'ambiente è importante, ma non credo che tutte le cause del delinquere nascano dall'ambiente e dai condizionamenti sociali, perché ci sono dei tipi di reati, i sequestri per esempio degli anni 70 e 80,
oggi lo spaccio di droga, che dimostrano che non è tanto l'ambiente che crea queste situazioni, ma è l'avidità di denaro, per cui si delinque perché si vuole avere di più, ancora di più di quello che già si ha. Quindi ecco, sotto questo punto di vista questa tesi di Oggiano a me convince solo parzialmente, però è giusto che io dica quello che era il suo pensiero in materia. E poi la questione del ragionamento. Anche qui il pensiero di Oggiano è attuale. Dice il processo va studiato col ragionamento, che non è solo l'applicazione delle norme contenute nei codici, ma è proprio con la discussione, col confronto anche fra colleghi. Lui passava i sabati, pomeriggi con Filippo Satta al Monte Ortobene, dove saliva con la Troppolino di Filippo Satta, e lì fra un pezzo di formaggio e un pezzo di prosciutto parlavano e discutevano di cose giuridiche. All'epoca non c'era internet, non c'era l'informatica, e quindi si studiava non solo sui manuali, ma proprio i classificatori si chiamavano, non mi viene adesso il termine tecnico giusto, dove venivano riportate le varie sentenze. Un lavoro improbo. Massimario. Il massimario sì, contiene il massimario, ma il termine tecnico del volume adesso mi sfugge. Era un lavoro improbo. Oggi noi siamo facilitati enormemente sotto questo profilo, perché abbiamo il computer davanti, voglio sapere cosa ha detto la Cassazione in materia di usufrutto, voglio sapere cosa ha detto il Consiglio di Stato in materia di esproprio, premo un bottone, mi esce la sentenza aggiornata, le più sentenze aggiornate, mi scelgo quelle che mi fanno più comodo per il mio cliente e le sbatto nell'atto senza, ecco, diventa un lavoro automatico. E che Oggiano questo non era possibile. E questo è anche un elemento che deve indurre noi avvocati di oggi, soprattutto i giovani, perché io ancora ho mantenuto, quelli della mia generazione, lo studio sulla carta, il ragionamento nell'affrontare un processo o una causa, deve portarci a dire che la ricerca della giurisprudenza nei computer è una forma anche di pigrizia, perché è troppo comodo trovare la massima all'interno del computer, ma non studiare il caso, il fatto in maniera analitica. E questo è un deficit che oggi indubbiamente noi abbiamo. Ma l'attualità di Oggiano in quel discorso non si ferma qui. Lamentava Oggiano la carenza degli organici. Siamo una vita, io da quando faccio la pratica, ho fatto nel 78 la pratica forense, sono diventato avvocato nell'80, che si parla a Nuoro di carenza di organici. Non ci sono magistrati, non c'è personale amministrativo, quanti scioperi sono stati fatti e quante sanzioni abbiamo subito, per tutto sommato, per quello che era un diritto alla giurisdizione delle popolazioni della Sardegna interna, della Sardegna centrale. E Oggiano rimanda come una delle cause della carenza di strutture, di magistrati, di personale amministrativo, il fatto che molti magistrati fossero impegnati nelle commissioni delle locazioni, nelle commissioni dei fondi rustici, insomma nelle varie commissioni parlamentari. Lo traduciamo oggi questo? Lo traduciamo oggi dicendo che oggi molti magistrati sono nel Ministero per fare da consulenti. Ma il magistrato ha vinto il concorso di magistratura per esercitare la giurisdizione con la toga sulle spalle, non certo per fare il consulente al potere legislativo. E questo discorso non è neppure in contrasto con la esigenza che ha manifestato Oggiano
il 12 ottobre del 48, quando ha detto che per fare le leggi devono essere sentiti gli operatori del diritto e quindi avvocati e magistrati, ma ci sono gli organi istituzionali per quello, c'è il Consiglio Nazionale Forense, di cui ho avuto la fortuna di far parte 5 anni fa, c'è l'omonimo organo per i magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura, che esercitano proprio questa funzione di consulenza. Però il magistrato dentro il Ministero è una risorsa che viene sottratta alla buona amministrazione della giustizia. Questo. E Oggiano già da allora coglieva questo aspetto. Ci sarebbero anche tante altre cose da dire sull'avvocato Oggiano come giurista, sul senatore Oggiano come giurista. Io mi fermo qua perché le cose che mi hanno colpito sono sostanzialmente queste. Però un processo lo voglio ricordare per mettere in evidenza anche il coraggio di quest'uomo, per cui il rispetto della legge veniva prima di qualsiasi altro valore, soprattutto nei confronti del potere costituito, nei confronti del potere costituito di allora. Ricordiamo che Oggiano, che lasciò un braccio nella guerra, venne degradato dal grado di ufficiale perché non andò a commemorare il cugino del re nell'aula della Corte d'Assise insieme a Mastino. Ci fu un caso nel 1963, ormai sono accorto anche con la voce, ci fu un caso nel 1963 di un uomo di Fonni che si chiamava Mureddu, che venne rinchiuso in carcere perché imputato di un determinato reato. Venne bastonato, picchiato a sangue, dicono con degli stracci bagnati. Dopo poco tempo quest'uomo morì. La giustificazione che si diede all'esterno fu quella del suicidio. L'allora giovanissimo avvocato Giannino Guiso doveva patrocinare questo processo per conto dei familiari dei Mureddu, cioè della persona offesa. Però, essendo giovane e trovandosi davanti a un processo così importante, ritenne a ragione di associare un avvocato con più esperienza. E chi poteva essere questo avvocato con più esperienza se non, grazie ma non so se serve, se non l'avvocato Oggiano. Bene, l'avvocato Oggiano condusse in quell'occasione una grande battaglia legale, processuale, per riesumare la salma e fare una perizia medico-legale, la quale riscontrò che effettivamente vi erano delle lesioni talmente diffuse nel corpo del Mureddu che non poteva essere giustificata la tesi del suicidio. Quindi il processo proseguì. Molte volte anche i magistrati sono condizionati dall'autorità costituita e comunque, nonostante l'esito della perizia medico-legale, passò la tesi del suicidio e quindi i carcerieri vennero prosciolti. Ma perché ho voluto ricordare questo? Per dire l'estremo coraggio che aveva Oggiano nel far rispettare la giustizia e mai ha chinato il capo davanti al potere, anzi ha servito lo Stato e ci ha rimesso, come abbiamo visto, lui che aveva rinunciato alla pensione di senatore, che aveva rinunciato al vitalizio, subendo l'oltraggio del degrado
gli venne tolto il grado di ufficiale per quella mancata commemorazione o partecipazione sulla morte del cugino del re. Oggiano era molto legato a Emilio Lussu. Poi non so se a Nico toccherà questo passaggio che mi pare molto importante e di cui si è parlato a Cagliari l'altra sera, perché il sardismo di Oggiano era molto diverso da quello di Emilio Lussu. Erano due visioni completamente diverse. Quello di Lussu era una visione di sardismo internazionale. Dopo la guerra, però, al rientro. Certo, dopo la guerra. Era una visione diversa, tant'è che è stato detto anche l'altra sera, poi questo va accertato, secondo Oggiano, secondo Lussu, il partito sardo non aveva ragione di esistere per tanto tempo, doveva confluire nel partito d'Azione e da lì nel partito socialista. Oggiano invece no, credeva che il partito sardo dovesse esserci, dovesse rimanere perché interpretava delle esigenze locali importanti. Ecco, per dire che sì, noi parliamo di avvocati antifascisti, ma l'antifascismo degli uni era differente da quello degli altri. Parliamo di avvocati importanti, ma diversi anche fra loro. Non tutti gli avvocati dell'epoca sono morti poveri, per dirne una. Oggiano è morto povero. Un povero è nato e povero è morto. E come poteva arricchirsi del resto un avvocato che il più delle volte non faceva pagare i clienti, che addirittura prima di congelarli gli dava il biglietto, i soldini per pagare il viaggio di ritorno. Lussu diceva, i due uomini si stimavano profondamente, non voglio che si travisi questo. Comunque Lussu diceva a Oggiano, ma sì, tu sei fissato con questo partito sardo, con la Sardegna, tu che non sei mai uscito dal triangolo Nuoro-Siniscola Santa Lucia. Non era così, aveva combattuto la guerra e poi uno può essere anche internazionalista pur essendo stanziale. E questo per dirvi un ricordo personale. Io che non ho conosciuto Oggiano, è morto nell'81, ma io nell'81 era il secondo anno che ero avvocato, non ho avuto il modo di frequentarlo, però ho parlato con gli avvocati, con l'avvocato Soddu, con Antonietta Garippa, con l'avvocato Corda, che sono stati i suoi allievi, hanno fatto la pratica in quello studio. E appunto mi raccontavano certe vicende di cui c'è davvero da perdersi una sera per l'umanità, per la grande umanità di quest'uomo. Però lo ricordo spesso, soprattutto d'estate, perché io vado a passare le vacanze nella frazione di Siniscola di Santa Lucia, dove c'è ancora oggi, parlo all'architetto che è padrone di casa, lì la casetta di Oggiano, quelle casette piccole di pescatori vicino alla spiaggia cosiddetta delle barche. E quando vedo quella casetta mi ricordo di Oggiano, perché identifico quella casa con Oggiano, piccola, modesta, però importante. Grazie. Grazie all'avvocato Siotto. Ora, per l'ultima comunicazione da questa parte del tavolo, poi spero che voi cogliate i numerosi spunti che sono emersi da queste conversazioni per arricchire il dibattito con ulteriori domande e specificazioni. Passo la parola a Nico Paolo. Tanto vi ringrazio se mi permetterete di stare seduto rispetto a chi mi ha preceduto, non solo per età, ma
perché io preferisco parlare in questo modo. Parlare dell'autonomismo rispetto a due figure molto importanti per l'intera Sardegna, per il loro essere, per la loro attività politica, risulterà abbastanza ostico, nel senso che alcuni tratti li univano. Prima è stato accennato alla fratellanza, ancora al suo pensiero che andava al di là all'umanità, e questi sono tratti entrambi di questi due grandi personaggi che sono tutt'uno con il Partito Sardo d'Azione, il vecchio glorioso Partito d'Azione, e poi l'evoluzione della Sardegna. Entrambi certamente erano di formazione mazziniana, questi due principi, come anche quello che avete citato prima sull'istruzione, cioè che i cittadini prima di tutto devono essere istruiti, prima di tutto, cittadino come base, che era l'insegnamento che viene riportato sui doveri dell'uomo di Giuseppe Mazzini. Quindi sicuramente entrambi di formazione mazziniana, democratica sicuramente. Il loro pensiero, se poi arriveremo più vicini, va tra il pensiero di Cattaneo e quello di Salvemini. L'antiprotezionismo entrambi avevano seguito De Feno per la lettera, e ancora un particolare che si stava sviluppando con gli anni, negli anni intorno al 21-22, nella formazione di quel socialismo contadino che doveva scaturire, se non ci fosse stato l'infedeltà dei Molisani, nel Partito Italiano d'Azione. Stiamo parlando della prima guerra mondiale, quindi negli anni 21 e 22. Mastino aveva una particolarità, ma entrambi su questo tema non solo erano sardisti, ma erano anche meridionalisti. Questa era una caratteristica particolare, unire sia il sardismo al meridionalismo, che in quel periodo sicuramente, questo io non lo so, ho trovato nello studio Mastino, ho trovato numeri dell'unità di Salvemini, non so se nel patrimonio librario di Oggiano c'è l'unità di Salvemini. Sì. Sicuramente a Nuoro molti ricevevano prima la critica di Prezzolini, dove scriveva anche Salvemini. L'ultimo numero era stato prima che Salvemini si dedicasse all'unità, all'altra rivista. Nell'ultimo numero si parla proprio di meridionalismo, sicuramente perché poi sia l'avvocato Mastino che l'avvocato Giano li ho conosciuti personalmente. Io da giovane iscritto al movimento giovanile sardista, e loro dirigenti di partito, naturalmente li vedevamo come i maestri di non solo politici ma di vita. In queste riviste, perché più volte ne parlava e nei suoi scritti vengono riportati questa sua venatura meridionalista, con le sue citazioni normali di Giustino Fortunato, di Antonio De Vitti De Marco, cioè l'essenza di Guido Dorso, tanto che alcuni riferimenti li troviamo anche quando morì Guido Dorso, sul solco Pietro Mastino dedicò un articolo di ricordo. Ma vediamo un po', anche se passerò un po' a volo d'uccello su alcuni temi, da che cosa nasce questo l'autonomismo?
e in Sardegna. Partiamo dall'autonomismo più concreto. Uno dei primi scritti del maggio 1918 in una tipografia di Cagliari fu pubblicato un libello con la sigla YK che aveva il titolo Per l'autonomismo. Dietro questa sigla si celava l'avvocato Umberto Cao. Poi riprenderemo per capire chi è questo Umberto Cao. Allora, questo libello ebbe vasta risonanza negli ambienti intellettuali, soprattutto nel combattentismo che rientrava, intellettuali naturalmente che rientravano dalla guerra e che quindi avevano in mente di rivendicare nei confronti dello Stato. Questo Umberto Cao partiva da un assunto che era partiva dalla psicologia dei vinti, che erano quelli che rientravano dalla guerra, per passare alla psicologia dei lottatori eroici, che erano gli eroi che rientravano dalla guerra, alla psicologia dei lottatori, dei vincitori. Ma uno si fa la domanda, se la fa lui stesso, ma chi sono questi vincitori? Su chi dobbiamo esercitare questa psicologia dei vincitori? Ma la domanda secondo lui era semplice, nei confronti dello Stato italiano, che aveva fatto delle promesse e poi non aveva mantenuto. Se voi avete occasione di leggere il libro di Salvatore Secchi sul dopoguerra, prima del fascismo, vedrete che una delle cose a cui era stata promessa ai combattenti della 15-18 era che avrebbero avuto delle terre in compenso per il loro eroismo. Si riferiva soprattutto a delle cose reali, che era la tirannide fiscale che la monarchia aveva esercitato in questa isola, ancora la disparità dello Stato da una zona all'altra del paese. E quindi lui concludeva nell'affermare che con forza che bisognava affermare il pensiero autonomista affinché si affermi una nuova rappresentanza degli interessi del legittimo volere dei sardi. Quindi c'era una chiara rivendicazione sull'autonomismo. Dopo la pubblicazione di questo libello a Sassari, con un gruppo di intellettuali, poi aderirono molti altri, Camillo Bellieni e Arnaldo Satta formano il sodalizio. Scusate se questi riferimenti sono importanti, perché questo sodalizio, che era chiamato Reduce dalla trincea, che interpretava non solo il dissenso ma le proposte del combattentismo. Nel 19 questa associazione combattenti presentò proprie liste, le liste dell'Elmetto, e furono eletti Mauro Angioni, Pietro Mastino e Paolo Rano. Anche su questo poi farò un breve inciso. Nelle elezioni successive a Pietro Mastino e a Paolo Rano si aggiunsero Umberto Cao, l'autore di quel opuscolo per l'autonomia, Emilio Lussu. Ma i prodromi di questo pensiero autonomista già in Sardegna si era fermato nell'Ottocento,
dopo l'unità d'Italia, quindi intorno al 1870, in Sardegna si iniziò a parlare di decentramento. Uno di questi, sempre gli avvocati, che forse è poco noto a Nuoro, ma era di Nuoro, di Orani, uno di questi interpreti fu Pietro Paolo Sciotto Elia, che sicuramente parente che nella sua rivista Caprera, lui era un mazziniano, Balbino, amico di Giorgio Asproni, che aveva studio sia a Sassari che poi a Nuoro, ebbe delle vicende stranissime, comunque un grande intellettuale, e fu il primo che affermò la differenza che era venuta, cioè la differenza tra il federalismo che si voleva attuare in Italia e quello che è avvenuto in altre nazioni, cioè negli Stati Uniti, nella Confederazione Elvetica, erano stati gli stati che avevano costituito lo Stato centrale. Qui si partiva alla rovescia, cioè prima che lo Stato formato lo Stato e poi si passava alle regioni. Ancora altri studiosi, ve l'ho detto, poco conosciuti ma di grande incisività, un certo Gabriele Rosa a Sassari, grande mazziniano, convinto, pur essendo, perché Mazzini era un convinto unitario, perché faceva un ragionamento semplice, diceva prima bisogna unificare il paese, se noi partiamo già dalle configurazioni regionali poi sarà più difficile riuscire, però già voglio lanciare questa perché poi lo ritroviamo in qualche scritto anche di Mastino questo, si parla sempre della dicotomia tra Cattaneo e Mazzini, cioè uno è unitario, l'altro federalista. Mazzini era per questo, cioè prima voleva fare l'Italia e poi casomai il decentramento, e ne aveva già parlato di questo e l'aveva sviluppato durante la Repubblica Romana del 1849, quando si parlava già di federazione degli stati come di fratellanza, come si era fatto come negli Stati Uniti e come nella Confederazione Elvetica. Una precisazione a questo livello, perché poi ci sarà utile più avanti. Il federalismo ha due componenti essenziali, una quella interna, che è il regionalismo, quella esterna è l'europeismo, perché non possiamo parlare solo di... e quindi l'idea mazziniana era proprio quella di partire con un ragionamento inverso e quindi attuare il regionalismo nella fase successiva. Altri due pensatori di altissimo livello, molto legati a Cattaneo e a Mazzini, che studiarono il regionalismo, furono sicuramente Giorgio Aspruni e Toveni, che erano legati entrambi sia a Cattaneo e sia a Ferrari. Ferrari era un altro regionalista, studioso di regionalismo, se volete il suo pensiero viene approfondito nei diari di Aspruni. Aspruni ebbe una lunga interlocuzione con Ferrari proprio sull'autonomismo, sul federalismo. In sintesi, quindi il sardismo è connaturato, quindi come vi dicevo, soprattutto nel pensiero sia di Mastino che di Giorgiano,
nell'ideologia repubblicana e federalista, che era stata sconfitta nel Risorgimento da parte della monarchia e che però si voleva riaffermare successivamente. Mastino già negli anni del dopoguerra iniziò la sua battaglia per l'autonomismo con scritti, saggi. A Nuoro abbiamo tenuto, lo ricorderete, un convegno qualche anno fa sulla figura di Mastino e quindi alcuni temi sono stati trattati in quella sede. Secondo Mastino il partito Sardo d'Azione era per la costituzione delle regioni non solo in Sardegna, perché in alcuni periodi fu vagheggiata la possibilità di rendere la Sardegna autonoma, anche se nel resto del paese questo non fosse avvenuto. Nel 21 Mastino, nella stampa combattentistica, iniziò a trattare il problema, iniziò a discutere delle diseguaglianze tra la Sardegna, cosa che è sempre attuale, immaginatevi, siamo sempre alle solite, tra la Sardegna e le regioni del nord, e con le posizioni, riprendendo le posizioni culturali dei suoi maestri, che erano sicuramente Cattaneo, Mazzini e Bobbio, che erano i padri dell'autonomismo. Il suo autonomismo, dice e lo afferma più volte, non è antipatriottismo, perché molti le accusavano il partito sardo, gli autonomisti, di antipatriottismo, di sfaldare i paesi, cioè con le regioni, cosa non del tutto fuori luogo, ma sicuramente quando stanno promuovendo alcune cose, parlare di antipatriottismo sembrava un discorso un po' esagerato. L'istituto regionale, secondo Mastino e secondo anche Oggiano, non era concepito come un atto rivoluzionario, ma era e tantomeno separatista, cioè il separatismo nelle tesi di Mastino e di Oggiano soprattutto, ma anche di Lussu, precisiamolo, il concetto di separatismo fu sempre osteggiato, anche se in alcuni documenti, poi lo vedremo più avanti, il mite Oggiano avanza quasi delle minacce. In un documento dice o ce lo concedete o ce lo prendiamo, quindi anche il mite Oggiano ha alcuni punti di vista di orgoglio quantomeno. Allora, nel primo congresso dei combattenti, no aspettate, nel quarto almeno, perché ne fecero 3 quarti, nel quarto congresso, il giorno prima della formazione del partito Sardo d'Azione, quindi il 16 aprile 1921, si capì che il movimento combattenti era ormai moribondo, però in quella sede non solo si vagheggiò la formazione, poi fu formato l'indomani, quindi si parlò con molta attenzione dell'autonomismo e si formarono due grosse correnti. La corrente rivoluzionaria di Cagliari, che era guidata da Lussu, che era quella sindacalista rivoluzionaria, si scontrò con quella meridionalista di Sassari. Nuoro era ancora in provincia di Sassari,
e quindi aderirono anche sia Mastino che Oggiano a questa corrente di meridionalista e riuscirono a dimensionare attraverso l'interlocuzione soprattutto di Oggiano a calmare diciamo, gli spiriti ardenti quindi ci fu un richiamo alla moderazione e quindi riuscirono anche a metterli d'accordo. L'indomani, come voi sapete, il 17 aprile del 21, sempre a Oristano, il congresso del Partito Sardo affermò con posizioni diverse, anche qui sempre Lussu, Condelisi venivano messi in minoranza dalla corrente più possibilista, che però era intransigente sull'autonomismo. A questo incontro diedero mano soprattutto a Lussu quelli che abbiamo visto, Umberto Cao e Egidio Pilia. Egidio Pilia è un altro intellettuale poco noto, ma fu un ideologo del partito Sardo d'Azione. Entrambi però, questi due, sia Cao che Pilia, furono quelli che transitarono i sardo-fascisti con l'accordo. A proposito di Cao, quando dopo il discorso di Mussolini, in quest'aula sorda e grigia, vorrei leggere proprio due righe della marcia su Roma e dintorni. Dice: l'onorevole Cao spezzò più di una lancia, è un grande avvocato e fece una requisitoria implacabile contro Mussolini, tant'è che gli amici di Mussolini pensarono che Cao volesse attaccare fisicamente a Benito nel suo scranno. Poi dice, favoloso questo: se il lettore chiude gli occhi un istante e attribuisce a questo istante simbolico la durata di 4 anni, riprendendoli vedrà l'uno e l'altro, l'onorevole d'Aragona e l'onorevole Cao, inseriti nel fascismo. Quindi una cosa sicuramente. Durante però questo congresso, riprendiamo nel primo congresso del Partito Sardo d'Azione, nella formazione, veniva messo un punto preciso sulla differenza sostanziale tra l'autonomia concepita come decentramento, che era quella vagheggiata in origine, che in definitiva avrebbe lasciato le cose come stavano quasi, con l'autonomia intesa come diritto per la Sardegna di legiferare per se stessa. E quindi si iniziò a parlare in maniera più seria di autogoverno del popolo sardo. Si parla sempre di popolo sardo perché è di autodeterminazione, ma in senso autonomista all'interno dello Stato italiano, e questo concetto, come vi dicevo, è rimasto quasi integro sino al 1960, quando Simon Mossa, che entrò nel partito, prima occupò vinse il congresso di Ozieri e poi affermò il suo concetto, che era legato a quello dell'etnico regionalismo, cioè un regionalismo etnico. Alcuni il concetto continuarono a svilupparlo, ad esempio Luigi Battista Pugioni, altro fondatore del Partito Sardo, parlò di Stato federale
a democrazia diretta. Costituisce un sistema che, secondo quella forma di autonomismo, costituiva un sistema snello e semplice di amministrare la cosa pubblica e che mette i cittadini in contatto diretto con gli organi legislativi e esecutivi. Vedete come sono le utopie. Poi, facendo un salto e andando avanti, oggi abbiamo la potestà legislativa all'interno certo dello Stato italiano, ma la distanza tra i cittadini e la regione non so se è più vicino o più lontana di quella che ha il cittadino con lo Stato. In questi congressi comunque andiamo avanti, si sviluppò continuamente e si esaminò nei particolari le forme di autonomismo con dei piani precisi di elaborazione. Mi bevo un bicchiere d'acqua e poi riprendiamo, ma 5 minuti per chiudere. Io sapevo bene che un'argomentazione sull'autonomismo, sul regionalismo, sul federalismo, certo non si può sviluppare in 5 minuti, sarebbe vellitario, non solo da parte mia, ma il coraggio anche di chi mi ascolta. Solo per consentire gli interventi. Comunque si svilupparono, la sintetizzo, più avanti Bellieni e altri svilupparono un altro concetto che era quello della federazione tra i popoli e quindi saltando gli stati volevano federarsi con la Catalogna, con la Corsica, quindi, che poi è un concetto che poi viene ripreso da Simon Mossa successivamente. Questi discorsi che portò Pugioni furono ripresi direttamente da Benito Mussolini, quindi le cose non è che passano così, che in pieno Parlamento disse proprio bisogna stare attenti perché il partito sardo in Sardegna ha una connotazione quasi rivoluzionaria. Riprendiamo col dopoguerra, con la ripresa. Il partito sardo fu uno dei primi partiti che si riprese nel dopoguerra. Lussu rientrò dal suo esilio e quindi più che sì, l'autonomismo lo riprese, però parlava solo di problemi sociali e poi soprattutto intendeva che il partito Sardo d'Azione fosse una diramazione regionale del partito italiano d'Azione, lo misero in minoranza, anzi con una interlocuzione proprio di Oggiano stabilirono che in Sardegna il partito sarebbe stato autonomo, però per i problemi di grosso rilievo come l'organizzazione dello Stato, della giustizia, il partito Sardo d'Azione doveva avere un'interlocuzione col partito d'Azione. Oggiano aveva più volte l'aveva dichiarato che intanto prima e dopo si parlava di regime repubblicano. In altri tempi non è che fosse facile parlare di regime repubblicano. Federalista sulle basi di regioni autonome
In tutti i casi lui precisava con la Sardegna autonoma avente un governo regionale federato allo Stato italiano, quindi su quello era intransigente. Voi sapete bene che Mastino in Parlamento, cioè nella Costituente, si batté per l'affermazione delle regioni. Poi ancora assieme a Lussu si batterono per il Senato delle regioni, che non passò. In subordine fecero una proposta anche integrare nel Senato della Repubblica anche le rappresentanze delle regioni, anche questo venne visto come qualcosa che non andava bene. Più avanti, negli anni 60, iniziò l'evoluzione del concetto di federalismo, quindi prima l'ha accennato Simon Mossa. Nelle elezioni politiche del 1968, vista la piega che stava prendendo il sardismo, Pietro Mastino scrisse un articolo sulla Nuova Sardegna, dove ribadiva che quello non era più il suo partito, aveva solo la sigla del partito, ma non era quello che in seguito, sapete per varie vicende, che da un gruppo di avanguardisti, li chiamo io, spericolati, fu espulso il senatore Mastino dal partito, poi ci fu tutta una serie di interventi, soprattutto di Oggiano, che si sentiva solitario nella sua battaglia. Entrambi, sia Mastino che Oggiano, fecero un'evoluzione diversa da tutti i politici diocesi, cioè prima diventarono senatori e deputati e poi tornarono nel seggio del Consiglio Comunale, e Mastino come sindaco e Oggiano capogruppo. Il ricordo di questi due personaggi, sicuramente oggi poco conosciuti e poco osservati, soprattutto dai giovani che non li conoscono assolutamente, andrebbero ripresi e ricordati. L'incontro di stasera serve a questo, è servito, spero, a qualcuno. Grazie. Bene, c'è spazio per le domande, per le osservazioni, per gli stimoli, per quello che credete. Angelo, dai, stai scrivendo qui. L'ho preso perché io così non si... Angelo, però dovresti venire qui perché c'è la telecamera. Leggo questo, C'è la no, ancora non ho pensato a cosa dire. Siccome vedevo che scrivevi in continuazione. No, ma non per le cose da dire, no. Ho ripreso, per esempio, siccome sono stati interventi molto approfonditi, compreso l'ultimo di Enrico, che ha fatto una storia impegnativa, non è mica facile quello che ha fatto il tuo. E me l'avete stroncato. No, l'orologio te l'ha stroncato. Posso? Prego. No, Lì va benissimo. buonasera a tutti. Consentitemi di esternare alcuni ricordi sulla mia giovanile esperienza da sardista. Io, Nico e altri fummo fra i protagonisti della nascita del movimento giovanile sardista a Nuoro, e naturalmente i primi passi di questa nascita ci videro impegnati nel confronto con i maestri del sardismo, in primo luogo Mastino, Oggiano e fondamentalmente loro. Ricordo che c'era un atteggiamento di ammirazione, di fascino, di
di coinvolgimento totale quando Mastino parlava delle sue esperienze di sardista e dei suoi ricordi di protagonista del sardismo. E invece Luigi Giorgiano emergeva per il suo rigore, per la sua precisione, per il riferimento pignolo, continuo dei fatti, e quindi emergeva in lui sicuramente non solo una conoscenza ma anche uno studio approfondito della relazione che doveva porgere al giovane sardista. In uno di questi incontri Oggiano ci disse che non era possibile andare avanti come movimento giovanile senza la redazione di uno statuto, e quindi comunque i voti 4 o 5 per redigere questo statuto. Non dico quello che è successo, siamo andati diverse volte da Oggiano, ce li stroncava in continuazione proprio perché insomma non c'era, e naturalmente ci sollecitava, ci dava appunti, consigli eccetera, e dopo ricordo insomma andavamo con Annico, con il compianto Giannetto Massaio, con Gianni Mereo, e ne uscivamo insomma un po' con la coda fra le gambe. Questo è il ricordo più bello, perché sicuramente ci aveva indotto a... Dietro gli scaffali. Sì. E ci aveva indotto a studiare e a prendere le cose sul serio e con rigore. Allora, alla fine l'avete fatto? Sì, alla fine lo ha promosso, però con una ma poi abbiamo fatto le elezioni, con una sufficienza risica. L'altro ricordo è legato agli ultimi anni del nostro sardismo, quando già emergevano le contrapposizioni con il gruppo sardo separatista, e quindi era nato il movimento giovanile, la corrente sardista autonomista. Ricordo che una volta eravamo da invitati, eravamo andati alla riunione del direttivo regionale in quel di Oristano. In macchina, l'ingegner Maccioni, il sottoscritto, o l'avvocato Mastino. L'ingegner Maccioni chiede all'avvocato Mastino se era possibile coinvolgere in questa contrapposizione il senatore Oggiano, perché sarebbe stato davvero un colpo teatrale. Il senatore Mastino intimò di non intervenire presso il senatore Oggiano, perché la sua dirittura morale, il suo rigore, la sua autonomia non avrebbe consentito l'invito a schieramenti e a prese di posizione. Da lì nacque il movimento sardista autonomista, fedele al suo pensiero. Non si schierò né con i sardisti autonomisti né con il Partito Sardo d'Azione sopravvissuto, rimase da una parte senza esprimersi più volte. Sicuramente è rimasto fedele al suo sardismo, al sardismo di Camillo Bellieni, ma non al sardismo dei sardo separatisti di Simon Mossa e di Mario Liris. Posso dire qualcosa? Mario, vieni. Mi dici i nomi? Sì, adesso. Prego. Maria Antonietta Mula, per chi non la sa. Stasera io da questo convegno me ne vado più ricca. Io ho insegnato per 10 anni all'Istituto Oggiano di Siniscola. La colpa è anche mia, allora ero giovane, non mi sono interessata, dico cosa sapranno, non ne sapevo io, chissà cosa sapranno i nostri giovani di questa figura. Mi sono addirittura commossa quando l'avvocato Siotto ha parlato di questa grande figura, di questo avvocato rigoroso, nato povero e morto povero,
un avvocato del popolo, diciamo. Oggi qualcuno dice di essere avvocato del popolo, ma questo lo è stato veramente. E io vi ringrazio veramente, perché oggi e questi personaggi così devono essere veramente commemorati, ricordati e fatti conoscere. Cioè, alla luce di oggi dico, allora il preside o chi di dovere doveva fare qualche assemblea dove mettere in evidenza, perché voglio dire, al di là degli argomenti tecnici c'era di questo personaggio da dire anche per entrare nel cuore e nella mente dei giovani. Tutto qui, grazie davvero. Scusate, se non ci sono altre domande chiudiamo, siamo rimasti nei tempi, insomma, in genere. Ah no, prego, Angelo Roi. Ma io ero delegato del movimento giovanile della DC, sentivo parlare di Oggiano, ho preso e sono andato a trovarlo, a discutere con lui. Era via Dante, a sinistra scendendo, me lo ricordo sempre. Devo dire di essere rimasto impressionato dalla umiltà, dalla profondità di pensiero, dal garbo, dallo stile di quest'uomo. Io all'università ho incontrato un altro uomo simile, che era il professor Capitini, è stato il mio insegnante. Beh, ho trovato una rassomiglianza straordinaria tra i due, sul piano umano e sul piano morale. Oggiano, certo non è paragonabile alla politica di oggi, assolutamente. Oggiano, è stato detto, fondava la sua azione politica e giuridica anche prima sui valori. Andiamo attenti, sui valori. Cioè, qual era il valore fondante per lui? La fratellanza. Il Papa Francesco ci ripete ogni giorno la fratellanza, eppure lui non era probabilmente un credente. Era infatti la fratellanza c'è anche con la non entro nel merito. sono varie le fratellanze. Non entro nel merito. Però Oggiano fondava la sua azione politica sui valori e lì rimase coerente. Un punto non riesco a capire, e cioè, mentre Oggiano ha sposato la linea moderna, attuale, dell'autonomismo, ma sempre guardando verso il meridionalismo. Stiamo attenti, non è una Valentina da nulla. Cioè, l'autonomismo ci chiude dentro le mura daziarie della Sardegna. Il meridionalismo, io mi apro al Mezzogiorno, cerco il rapporto con le forze del Mezzogiorno per aggredire, tra virgolette, lo Stato, per ottenere dallo Stato le cose che vanno. E Oggiano aveva capito questo, guardate che non è una cosa di secondaria importanza. Un punto che non ho trovato nella relazione di Annico, che ho seguito con molta attenzione, e cioè, come mai Oggiano e questi non hanno recepito un'idea di Attilio De Fenu che è fondamentale, incredibile, operiamo. Attilio De Fenu riuscì a teorizzare non solo a parlare dei problemi della Sardegna, ma individuò anche il discorso delle zone interne dell'isola.
cioè a queste zone del cosiddetto malessere sociale, riuscì a dare una sua connotazione che poi si sviluppò successivamente con le battaglie che sono state fatte dopo gli anni 60, quando noi per la prima volta nella storia siamo riusciti a portare le zone interne, con le buone o con le cattive, all'attenzione della regione, ma in particolare dello Stato. Cioè, poi si può discutere, le cose fatte vanno bene, no? Ma le uniche cose fatte sono nate in quella temperie politica che noi avevamo in effetti creato. Noi che stiamo lì a girare, facciamo l'elenco delle opere di Nuoro, sono quelle, eccetera. L'ultima, anche l'università, contenuta di fatto nel discorso, nella linea conclusiva, nelle conclusioni della commissione di indagine sul banditismo, e che il sottoscritto alla Camera dei Deputati ha fatto una battaglia anche contro molti nuoresi, anche del mio partito, che non volevano la stessa università, tanto per essere chiari. Dunque, allora, di Oggiano cosa rimane? Era un grande uomo, può essere esempio verso la classe politica di oggi, esempio perché alla sua base, nelle sue radici c'erano i valori. Oggi, purtroppo, nella società di oggi, valori ce ne sono pochi, e non solo nei politici, ma anche nella società. Mi dispiace. Giovanni, no, ma se non vieni qua non si sente. No, non si sente in televisione. L'affermazione fatta stasera dal collega Nieto, dal mio, è l'affermazione che l'avvocato Pietro Mastino, Silpredetto, come lo chiamavamo affettuosamente, fosse stato espulso dal partito sardo. Questo non mi risulta, non è vero. Non è vero, perché nel 1968, e ti riferisci alla riunione dell'etnografica, io c'ero, il direttivo del partito lasciami finire però. Io c'ero in quella riunione quando dopodiché vennero appesi in seguito anche i Taz Bauer, manifesto di numero veri, però gli espulsi erano tre, e non voglio fare i numeri. Perché l'espulso era Maccioni, Marcello e Marletta. Salvatore, Sì. Marletta e anche Peppino Pulighetto. No. Assessore regionale. No, non era solo perché era in occasione delle elezioni regionali che nel 1969, anno in cui poi venne eletto Mario Mirlas, la Liberati, tanti altri cose. Comunque, questo per dire le cose, per mettere i puntini così. Mi sembrano puntini vaghi, cioè, qui. Ma quali puntini? Puntini vaghi, non esiste quello che aveva. Naturalmente, certo, ha ragione Annico, perché Allora, alcune precisazioni. scusate, Annico fa alcune precisazioni rispetto agli stimoli del dibattito. Allora, Anni è vero che Mastino non è stato espulso, perché sicuramente per loro sarebbe stato controproductivo espellere Pietro Mastino. E no, quindi... aspetta, basta leggere, o anche l'originale, il telegramma di Oggiano. Oggiano scrive: nessun provvedimento come quello pubblicato ieri sulla stampa isolana, cioè un testimone, ho visto Dario Capelli, è buon testimone perché faceva parte del direttivo che espulse anche Mastino. No, sicuro. C'era Piero Murru, Martino, Muredo. No, aspetta, vi leggo il telegramma. Il telegramma dice né alcun altro possono... Sentite, Scusate. mi volete ascoltare? Allora, quello pubblicato ieri sulla stampa isolana, né alcun altro possono distruggere, neppure far dimenticare la tua appartenenza e la tua attuale presenza nell'idea, nei principi e nella vita del Partito Sardo, che hai servito sempre in tutte le battaglie e in tutte le vicende con assoluta dedizione, con grande nobiltà
e altissimo prestigio. Ecco, Certo. questo è. Quindi, se non l'avessero espulso, Non mica avrebbe gli fatto scriveva il tentativo. telegramma, Chiaro. ma siamo No, ma l'ha scherzati. confermato Ma certo, c'era Piero ma è una Murri, cosa. Dario Muredo. Vabbè, comunque, tagliamo la corda. Se ci fosse Dario Capelli potrebbe. Perché lui è stato uno di quelli che presuntuosamente, ma voi immaginate una cosa, degnissime persone però, Dario Capelli, Piero Murru, Giacomo Mameli, degnissime persone, ma erano in grado di espellere Pietro Mastino, ecco questo quesito, eppure fu espulso assieme agli altri. I tapponi su destra e su Cucu. Scusate, i libri di Oggiano, anzi su Oggiano, sono in vendita in quel tavolino di giù, dovete rapportarvi con Antonello Pipere per quanto riguarda l'acquisto, l'eventuale acquisto. Grazie a tutti di questa bella serata. A me calmare, poca memoria, Giovanni.